Eccoci, buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, siamo qua direttamente dal Palaprata con Gianluca Smith, speriamo l'audio vi arrivi pulito, perfetto. Quest'oggi siamo in trasferta, grazie a Vanni che ci ha concesso la libertà del sottoscritto. Ecco, bravo Vanni, grazie. Bravo Vanni, grazie e speriamo tutto a posto. C'è anche Max da qualche parte che sta preparando qualcosa. È un divago. È un divago. Allora Gianluca, come siamo? Siamo pronti per questa partitissima? Allora, sarei bugiardo se ti dicessi che dentro di me non c'è un'emozione forte. Che anche ieri sera la mia compagna ha detto ti vedo frizzante. Beh, effettivamente oggi è una giornata particolare perché con un punto di fatto saremo promossi direttamente in A2 Elite. Giochiamo contro l'MGM 2000 di Morbegno, che è secondo in classifica e si gioca la miglior posizione per giocare poi i playoff, quindi sarà una partita assolutamente interessante. Aggiungendo, e non sai come sai, non amo gli alibi, che abbiamo 3 giocatori squalificati per somma di ammonizioni e 3 infortunati, quindi abbiamo 6 giocatori di fatto assenti. Questo non vuol dire nulla perché chi entra in campo nel Maccan deve dare sempre l'anima, se non di più, e quindi ci aspettiamo una ottima performance dei nostri ragazzi. E ci aspettiamo anche una partecipazione elevatissima di tifosi, di sponsor, ne verranno tanti, o partner come piace dire a me, di pubblico, quindi ci aspettiamo un Palaprata pieno per questa grande sfida. Di pari merito il Sesto gioca con l'Orange di Asti, che è ultimo in classifica. Questo non vuol dire nulla perché le partite vanno giocate, ma hanno più probabilità di vincere. E poi il resto, come si dice, al campo. Esatto, manca pochissimo, adesso sono le 2:30, quindi esatto. Manca un'oretta. Ovviamente l'invito è di riempire il palazzetto qui a Prata, perché è una bellissima struttura, noi ci siamo resi conto da subito l'atmosfera è elettrica, no? Perché sì, vedete che stanno preparando dietro di noi, c'è il bar operativo, quindi c'è anche il ristoro, ci sono le sciure milanese che preparano di noi tutto. abbiamo preparato anche qualche ospite, Leandro, che fa finta di niente, vieni qua, vieni, ti passo il mio microfono. Ecco, mi alzo, ecco. Lascio Leandro. No, puoi rimanere, eccolo qua, guarda, in ginocchio da voi. Ecco, anche una proposta. Non esageriamo. Finché rimaniamo nei cori, Max, vieni davanti alle quinte. Vieni. Così ti si vede. Allora, Leandro, qual è il coro che hai già preparato per l'evento? Allora, se si può dire. Non si può dire. Non si può. Però canterete, ti ho sentito dire, canterete per 40 minuti. Abbiamo promesso 40 minuti, abbiamo promesso effettivi, un supporto totale. Okay. Io sono 6 ore circa. 6 ore circa, fino alle 20:30. No, bisogna dare un supporto totale alla squadra perché abbiamo delle assenze importanti. Assenze che giustamente vanno supportate con il sesto uomo in campo e come scrivevo anche su Facebook è l'unico cambio che il mister Sbisà non ha nulla di cui preoccuparsi. Certo. Il sesto uomo, eccolo qua. Lui e tutti i briganti che salutiamo e li invitiamo a venire anche tutto il pubblico, ovviamente. Sì. L'obiettivo è palazzetto qua a Prata pieno. Allora passiamo, aspetta che ti rubo il microfono. Esatto, così non stanno troppo vicini. Max, vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo dire semplicemente che dobbiamo arrivare qua in massa perché c'è bisogno del settimo, dell'ottavo e anche del 10° uomo per riuscire a... Insomma, dobbiamo assolutamente tifare in massa perché questo è un evento eccezionale per tutti, per Prata, no? Certo, per il territorio, per la regione, per l'Italia. Abbiamo capito che il cronometro e la sirena funzionano. Quando ci sono degli eventi del genere dobbiamo veramente cercare tutti insieme, partecipate. Venite perché veramente qua sarà un clima di fuoco. Di fuoco e dire poco. Gianluca, vuoi chiudere l'ultimo intervento? Sì, voglio aggiungere che oggi, prima della partita, festeggeremo la vittoria del campionato delle nostre girls, delle nostre ragazze. Tra il primo e il secondo tempo premieremo alcuni partner che ci stanno sostenendo, sponsor, la parola che sapete che non uso volentieri, e a fine partita
festeggeremo le 100 panchine di Marco Sbisà. Non prima, perché adesso è meglio lasciarlo credo stare. si stia concentrando su altro. Aggiungo che nella partita del 6 ci sarà probabilmente un catering interessante per tutti, offerto dal retrochef prima della partita, e tra il primo e la fine della partita ci sarà un gioco con un grande uovo, perché a Pasqua saremo a Policoro per la Coppa Italia. Ci sarà un grande uovo che i bimbi presenti potranno rompere con delle sorpresine dentro. Ovviamente l'uovo offerto da Dolce Vita. Bene, posso dire l'ultima cosa? Vai, Leandro. Anche due. Vai, doppio microfono. Allora non mettiamoli vicini perché sennò fanno riverbero, interferenza. Colgo l'occasione Policoro, invito tutti quanti a informarsi perché la trasferta è ancora aperta, è un momento storico, sarà un momento straordinario, è in una zona bellissima come la Lucania, la provincia di Matera. Policoro è una zona turistica e abbiamo anche una bella location a livello proprio di mangiare e dormire. È un bel villaggio, è un bel siamo villaggio trattati bene a 300 qua. metri dal mare. Sembra di sé, mi sembra proprio di sé. Anche perché quando ci ricapita, speriamo che Esatto. realisticamente non mi si vede sotto, quindi posso anche... Io alzo tutte e due le mani così evito ogni possibile. Bene ragazzi, adesso noi dobbiamo un attimo andare avanti perché abbiamo degli ospiti, ti vedi? Certo. Vedi come ti vediamo, tutti, vedi come ti vediamo noi nel quadratino. Adesso abbiamo gli ospiti, andiamo avanti e dopo vi ritorniamo a tirare in ballo. In bocca al lupo anche ai tuoi ospiti che onorano e danno onore a questa terra. Grazie Gianluca, grazie Leandro. Grazie a voi. A presto, puoi passare il microfono a Max. Forza Briganti. Forza Briganti e Forza Macan Prata soprattutto. Macan e Briganti sono la stessa cosa. Esatto, sono uniti per la vittoria. Speriamo, incrociamo le dita. Grazie Gianluca. Ciao. Ti lasciamo gli ultimi preparativi. A presto. Buon lavoro. Grazie. Vedo Rosalino pronto. Sì, eccolo qua. Ciao Rosalino. Ti sentiamo poco perché è preponderante, quindi dovrei alzare la voce. Ciao a tutti, buona giornata. Non ti sentiamo molto, vediamo se ti aiuta un po'. Ho l'audio a posto io. Adesso ti sentiamo, ho alzato io il volume. Ok, allora, era il cosa ci vostro. racconti di questi originals che volano in testa alla classifica della serie di CSI? Adesso siamo passati primi vincendo col Porcia, un'ottima squadra di giovani e un bel terzo tempo, come ho già scritto sull'articolo. Il big match tra Susegana e San Vemille, come ti ho già detto, è finito in parità, meglio per noi da questo punto. E adesso 5 battaglie, abbiamo 5 partite e chi farà più punti vincerà il campionato. Noi lo abbiamo in mano, però sono andato a vedere Susegana San Vemille, bella partita, molto veloce, partita alta quota. Comunque paura di nessuno, rispetto di tutti, paura di nessuno. Bravo Rosalino, dovrebbe esserci anche uno dei tuoi che ci ha scritto nella chat, Giulio, giusto? Dico bene, esatto. L'altra volta ci hai portato a fatica Nicola, perché Nicola aveva qualche problema col cellulare, la squadra ha finanziato il cellulare nuovo, il smartphone, giusto? È andato all'Eroy Merlin a prendere uno adesso. Perché devi sapere, Max, che gli Originals per permettere al loro allenatore di partecipare hanno fatto una colletta, tra virgolette, e gli hanno prestato un cellulare, ecco così. Rosalino, ma vuoi dare la news? Dove saremo il 18 marzo, lunedì? Dove saremo? A fare la telecronaca di Originals San Michele Fagnigola. Bravo, vedi che è preparato. Quindi in massa a Fagnigola per tifare naturalmente Originals, non per il San Michele. Proprio perché noi mancherebbe altro. Qua vi giocate il fragolino, Bravo. Infatti devo dire che dalle vostre zone con San Martino e dintorni, insomma, devo dire che siamo quasi già ubriachi in partenza, oserei dire. Sì, esatto. Vedo che l'audio si sente bene. No, questo è molto buono e siamo contenti di questo, perché poi alle volte, no, quando ti ritrova in un palazzetto diventa anche complicato e difficile, insomma. È difficile. Ecco, Gigio Bagigio, che saluto, ci fa gli auguri, o meglio mi fa gli auguri, lo ringrazio. E Rosalino, insomma,
rosa ormai per gli amici anche di Sportissimo Channel. Ovviamente dopo aspettiamo la menzione, come sempre su Facebook, andate a seguire Originals 2022, perché è veramente una squadra esperta, non anziana, esperta, vorrei sottolinearlo. Ecco. Giulio ha lo stesso problema di Nicola, quindi ho cambiato la marca dei cellulari, per piacere. Non riesce a entrare? Non riesce a entrare? È collegato allo stesso problema di Nicola, quindi caro Rosa, qua i cellulari bisogna prenderli di marca, perché altrimenti la qualità... Noi adesso comunque, caro Enrico, dovremmo dare spazio a qualcun altro, ma arriva alle 2:40, quindi abbiamo ancora un po' di margine. Ho capito. Bene. Rosalino, dove avete giocato? Con chi avete vinto? Qual è il prossimo turno? Dici un po' la Serie D, la classifica. Abbiamo vinto col Porcia per 7-3. Il prossimo turno è il big match contro il San Vemille. Big match. Esatto. Sarà una guerra, ma comunque noi ci siamo. Una guerra sportiva, come vedi qua siamo Palazzetto di Prata, devo dire una partita ad alti livelli A2 nazionale, Prata contro MGM, quindi qua è un evento molto sentito, anche perché si giocano la promozione in A2 Elite. Tra poco avremo, a proposito di A2 Elite, anche un ospite, e quindi delle prossime 2 partite ci hai parlato. La classifica vi vede al comando con 2 punti di margine, vero? Sulla diretta inseguitrice, 5 punti sulla terza. Esatto. Prime 2 dirette dalla D alla C, giusto? E le altre 4 fanno i playoff. Esatto, dalla terza alla sesta, ricordiamo per chi ovviamente non segue il CSI abitualmente. Giochiamo venerdì con la seconda in classifica e poi lunedì la telecronaca in diretta con San Michele e Fagnigola, che ci siete anche voi. Esatto, su questi canali YouTube, Facebook e Twitch di Sportissimo Channel ovviamente, e quindi grazie a voi per averci contattato. Nel frattempo vedete alle mie spalle che nel frattempo stanno andando avanti i preparativi. Dovrei aspettare il tuo collega, ma mi sa che non c'è, purtroppo. Nel frattempo... no. Io sono troppo distante da lui per prestare il cellulare, perché sono a Istrana, quindi lui è con San Martino. Quindi... sì, esatto, ok. Allora io, Rosalino, intanto ti ringrazio perché insomma sei sempre gentile a partecipare, insomma ci hai fatto uno spaccato della tua squadra di Col San Martino, dico bene, è da lì che arriva. La maggior parte Pieve di Soligo, giochiamo in casa con San Martino per problema di palestre, diciamo. Ah, ok. Infatti giocate normalmente al giovedì, giusto? Giovedì sera? Sì, giovedì a un'ora tardina, anche 10:15. Oh. È un orario diciamo che normalmente è difficoltoso per certi versi, per tutti i motivi. Ecco, Giulio, forse il portiere, ma è Max. Ah, ok, ecco. Intanto ti dico che c'è Giulio che sta provando a collegarsi, Max invece ha problemi di audio, quindi lo invito a venire qua vicino, perché se no non lo vedo io che fisicamente è al Palaprata, però non si sente perché probabilmente sei troppo lontano o il microfono spento. Comunque adesso aspettiamo l'ultimo ospite. Rosalino, ti ringrazio e buona settimana di calcio 5, e adesso puoi uscire dalla macchina. Sì, ci vediamo lunedì prossimo. Vediamo lunedì 18, ma ci sentiamo, ormai sei ospite fisso, quindi ti aspettiamo sabato prossimo. Adesso vado qua all'Armedi Strana a comprare un po' di cellulari per i ragazzi. Bravo, senza fare troppa pubblicità, perché sennò qua potrebbero arrivare delle sanzioni. Ecco, grazie. Ok, ciao. Presto, ciao. Ecco Max, adesso dovrei sentirti, tu mi senti? Forte e chiaro? Beh, ti sento bene, vediamo, chissà se mi senti tu, io spero di sì. Direi che adesso dovremmo avere l'ultimo ospite che è in viaggio. Nel frattempo che lo aspettiamo, dovrebbe collegarsi a momenti. Nel frattempo c'è sempre Giulio degli Originals 2022 che cerca di collegarsi, ma non ce la fa. Pazienza, dai, lo avremo la prossima volta. Vorrei ricordare che abbiamo un limite massimo
perché tra un po' dobbiamo comunque staccare, quindi bisogna accelerare il prima possibile, perché insomma la musica deve partire, così mi è stato ordinato, e quindi dobbiamo accelerare il più possibile la nostra trasmissione. Ok, sì, faremo veloci. Eccolo lì, lo vedo, lo giungiamo al volo. Ciao Christian, buon viaggio. Ciao, buongiorno. oggi vedi che siamo collegati qua dal Palaprata e tu stai andando invece verso Alto Vicentino, giusto? Bei ricordi Palaprata, bei ricordi. Schio stai andando, vero? Noi stiamo andando a Schio, sì. Come state? Tutto a posto? Sì, benissimo. Come vedi siamo pronti, siamo carichi per questa partita. Pordenone ci arriva con la testa giusta, con l'approccio giusto che dovremmo avere, perché sarà una partita di quelle dove l'attenzione sarà la parola d'ordine, visto che loro sono una squadra che hanno fame di punti, si stanno giocando la salvezza, giocano per i play-out, mancano poche giornate alla fine, quindi sono tutti scontri diretti, sono tutte piccole finali che non puoi permettere di lasciare nulla al caso, quindi noi ci arriviamo preparati da questo punto di vista. E poi avete avuto il regalo della scorsa settimana. Se saltiamo settimana, un po' è perché siamo in autostrada. Sì, tranquillo, si sente benissimo. Volevo dirti, avete avuto il regalo da parte, diciamo, degli avversari che sono stati sconfitti, e quindi siete secondi da soli al momento. Ovviamente noi facciamo sempre, incrociamo le dita affinché rimanete da soli, ovviamente, rimaniate da soli. Sì, siamo secondi, adesso la classifica è veritiera perché le prime tre hanno le stesse partite e quindi ci stiamo meritando tutto quanto, non abbiamo bisogno di regali, nessuno ci fa regali, anzi se li fanno sudare dalla prima all'ultimo minuto tutte le squadre che incontriamo, e lo Sporting sì, lo abbiamo superato perché ha perso l'ultima partita, ma lo Sporting lo abbiamo battuto sia all'andata che al ritorno, quindi direi che siamo meritatamente secondi e ci contiamo di rimanerci. Non è facile, è il nostro obiettivo Christian, da qui alla fine del campionato. Sì. Allora noi ti facciamo innanzitutto l'in bocca al lupo per la partita di quest'oggi, attendiamo come sempre il tuo messaggio a fine gara per sapere com'è andata, ovviamente seguiremo le stories del vostro social media manager che salutiamo e ringraziamo, che ci condivide sempre e ci mette un like o un cuoricino su Instagram, quindi grazie ovviamente a lui e a presto. Porterò i vostri ringraziamenti. Faccio un in bocca al lupo ai cugini del Maccan e speriamo di non vederci il prossimo anno. Esatto. Ciao, buon futsale a tutti. Ciao. Buona partita. Grazie. Ciao. Allora concludiamo quindi la puntata di oggi e ci vediamo fra pochissimo. State connessi YouTube, Facebook e Twitch per seguirci da vicino qua dal Palaprata. Ciao a tutti, a sabato prossimo.